Buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a Casa Tua, la rubrica dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Chiedimi se sono di turno è il titolo del nuovo spettacolo di Giacomo Poretti che sarà in tournée in 3 teatri del circuito ERT ed è proprio segna il ritorno a teatro dopo Fare un'anima di Giacomo Poretti che è appunto il nostro ospite di questa sera. Grazie mille e benvenuto al Teatro a Casa Tua. Grazie a voi dell'invito. In questo caso appunto è anche un teatro a casa tua, ma anche in tutti i luoghi che siamo abituati a utilizzare per muoverci e per comunicare. Ricordiamo innanzitutto le date dello spettacolo, infatti lo spettacolo sarà a Tolmezzo il 16 febbraio, a Polcenigo il 17 febbraio e a Spilimbergo il 18, sempre di febbraio. Chiedimi se sono di turno è uno spettacolo che affronta un tema che può sorprendere, infatti è ambientato in un ospedale e trae spunto dalla tua esperienza personale. Ci puoi raccontare com'è che sei finito a lavorare in questo ambiente? Come sono finito a lavorare in ospedale lo racconto anche nello spettacolo ed è il classico sliding doors della vita di molte persone, dove magari ci si immagina, si spera, si anela di fare il calciatore da ragazzo o l'astronauta o chissà quale altro sogno, e poi le circostanze particolari della vita della mia famiglia mi hanno portato a lavorare prima in fabbrica e poi in ospedale. Ovviamente va detto subito, no? Che non c'era nessun anelito missionario nell'andare a fare l'infermiere, ma soltanto la stessa stretta necessità di andare a lavorare. E poi da lì, che ci sono capitato casualmente, era così interessante, così bello, che alla fine mi sono fermato per 11 anni. Sì, un tempo abbastanza lungo per conoscere poi tanti ambienti dell'ospedale, tanti reparti e trarre degli spunti che dopo molti anni sono diventati questo spettacolo. Come è nata proprio l'idea di portarlo a teatro? Beh, allora, intanto questo desiderio di farlo diventare uno spettacolo ha avuto una gestazione molto lunga, perché io mi sono licenziato dall'ospedale nell'85 e quindi più di 30 anni. Però è stata un'esperienza talmente toccante, talmente significativa che prima o poi sarebbe venuto fuori. E infatti quando si sono create le condizioni sia della carriera con i miei soci, con Giovanni e con Aldo, ho potuto dedicare del tempo a questa iniziativa un po' solitaria. E devo dire che mi è piaciuto molto perché le corde del racconto vanno sicuramente dall'ironico, l'umoristico, ma anche al poetico e al tragico. Quindi è stato molto bello e per me in qualche modo anche molto significativo mettere in scena quegli anni. E per chi ti conosce appunto per tutta la tua carriera artistica, il lavoro con Aldo e Giovanni, appunto, cosa gli vuoi dire? Cosa si può aspettare da questo spettacolo? Da Chiedimi se sono di turno. Beh, intanto vorrei rassicurare il pubblico perché lo stile, anche se i temi affrontati sono diversi dal solito, sono sempre legati all'umorismo, alla comicità. Questo è il mio stile che mi lega ed è questo il linguaggio che io ho acquisito per raccontare qualsiasi cosa. È diverso che non ci sono gli altri due, ma questa sorpresa vorrei lasciarla al pubblico, vorrei che giudicasse lui e che eventualmente lo gustasse e mi facesse sapere qual è la sensazione. Come si sente, anche perché a teatro appunto non è la prima volta che ti misuri con un contatto così diretto col pubblico. Che effetto fa tornare dopo tanti mesi di chiusura, di pandemia, per di più con uno spettacolo così personale?
È molto bello perché diciamo che questo anno e mezzo di limitazioni, gravi limitazioni, e molti lo sanno, di chiusura drastica, è stata una sofferenza molto grossa per noi che lo facciamo il teatro, ma io sono convinto anche per il pubblico, no? E adesso da quest'autunno che si è ripreso, devo dire che è molto molto bello, il pubblico è molto contento di uscire e di riprendere questa liturgia del teatro, lo trovo molto molto contento. E in questo caso si avvicinerà anche a una figura e a un punto di vista che è quello degli infermieri, che è stato spesso chiamato in causa negli ultimi anni, ma che allora come oggi ha sempre un po' delle difficoltà, che gli infermieri mancano sempre, è un refrain che sentiamo dire da molti molti anni e tu nel tuo spettacolo prendi in un certo senso il loro punto di vista, che è stato anche il tuo. Sì, gli infermieri, chissà perché, sono sempre mancati, mancano dottore, mancheranno sempre, non so per quale motivo, ma è sempre così. E quindi questa è una delle difficoltà della professione, perché i ritmi di lavoro spesso sono elevati e sono aumentati. E in questo anno e mezzo di pandemia, riferendomi per l'appunto al mestiere degli infermieri, quando ho visto quella famosa fotografia dell'infermiera con il cappochino sulla tastiera, non ho pensato tanto all'eroismo del lavoro che è quotidiano, ma quanto alla possibilità che il pubblico potesse giudicare e valutare la fatica fisica dell'infermiere a cui è sempre sottoposto indipendentemente dal Covid. Il fatto che vengano giudicati degli eroi, come si sa, spesso poi le cose si dimenticano, ma rimane sempre la fatica a cui facevo riferimento. Io credo, spero che una delle cose che cerco di veicolare nel mio spettacolo, tra le tante cose, una è anche questa, la fatica fisica di questo lavoro. E appunto ci sono tanti livelli e tanti modi di affrontare l'argomento, dicevi c'è anche l'ironia. Puoi farci qualche spoiler dello spettacolo? Beh, ci sono dei momenti molto divertenti, per esempio quando racconto la prima intramuscolare che ho fatto a un malato, a un paziente, e quella fu un'esperienza semi-tragica per entrambi, no? Perché intanto io appunto non ci volevo finire a lavorare in ospedale e poi mai mi sarei immaginato questa cosa. E quel pezzettino lì fa molto ridere perché viene raccontato nella sua verità. E poi si raccontano anche molte cose che sono capitate a tutti quelli che hanno una certa età, qualche decennio sulle spalle, tipo come venivano medicati le ferite ai ragazzini alle ginocchia quando si usa, e c'era solo come disinfettante l'alcol denaturato, quello che viene usato per pulire i bagni o per attizzare il barbecue, o il famoso cicatrene che alla fine diventava un pezzo unico, no, con il ginocchio, per cui non faceva male medicarla, ma faceva più male quando andava tolta la medicazione e rimedicata. Insieme a questi episodi ce ne sono tanti altri che fanno sorridere. Questo sì, è un invito per il pubblico a venire a teatro. Appunto, le date sono 8 e mezzo a Polceniga Spilimbergo, ma non è la prima volta che questa storia fa capolino, diciamo, in Friuli Venezia Giulia, perché ricordiamo che c'è anche un libro che è scritto che si chiama Turno di notte, che è stato presentato proprio in regione a Pordenone Legge con due grandi amici del circuito, quindi con Andrea Appi e Ramiro Besa, i Papu. Qual è il tuo rapporto col Friuli Venezia Giulia? Ma ci vengo non molto, però è sempre bellissimo perché è una terra a cui sono affezionato, mi piace molto, mi piacciono i suoi vini, mi piace il paesaggio, mi piace
e mi piace la gente, per cui sono veramente contento di fare questi 3 giorni lì da voi in Friuli. Sì, e in diversi teatri del circuito. E a proposito di circuito, di ente regionale teatrale, non possiamo che chiederti di svelarci da quanto tempo conosci il direttore dell'ERT, Renato Manzoni, e se vuoi raccontarci qualche aneddoto. Allora, Renato Manzoni lo conosciamo io e i miei soci da almeno 30 anni, perché con lui siamo stati in giro in macchina diverse volte, ci accompagnava, e se c'è un aneddoto che mi lega a lui, ce ne sono tanti, ma uno, perché Renato è stato uno dei primi ad usare una specie di prototipo di telefono cellulare, che era un telefono a cornetta che teneva in macchina, e per caricarlo c'era una manovella, no? Per cui me lo ricordo come, cioè lui lo vendeva come se fosse una cosa che da lì al futuro sarebbe stata la modernità, e noi lo prendevamo per il culo, cioè, ma dove cazzo vai con questa cagata? E poi alla fine ha avuto ragione lui. Meno male che hanno cambiato il modello, non so se Renato lo possiede ancora, quella specie di cellulare. Glielo chiederemo alla prima occasione, e anche il pubblico che lo vede, lo incontrerà a teatro venendo a vedere Chiedimi se sono di turno, gli potrà ricordare di questo suo primo telefono, i primissimi modelli. E io ringrazio molto Giacomo Poretti per essere stato nostro ospite al Teatro a Casa Tua. Ricordiamo ancora una volta le date dello spettacolo Chiedimi se sono di turno, che sarà mercoledì 16 febbraio al Teatro San Donito in Mezzo, il 17 al Comunale di Solstenigo e il 18 al Teatro di Stilimbergo. Quindi grazie di cuore per essere stato nostro ospite, e ci vediamo molto presto a teatro. Grazie a voi, vi aspetto in Friuli allora. Ciao a tutti, arrivederci. Grazie a tutti e a tutte.